Buonasera, buonasera ragazzi, buonasera. Stasera mi sa che sarà una diretta un po' calda, ve lo dico ragazzi, ve lo dico perché stasera devo parlare per forza, senza che mi riascolti sul Mac, devo parlare per forza di qualcosa che è successo nelle ultime ore. A dire il vero sta succedendo da troppo tempo, non soltanto dalle ultime ore, sta succedendo da quanto tempo? Da anni. Però ci sono dei giornalisti che vanno in televisione, perché qualcuno purtroppo li invita, e parlerò anche di questo, e l'unico intento che hanno è quello di spararla grossa e di insultare tutti quelli che non la pensano come loro. E adesso c'è uno di questi che si è messo proprio a insultare una categoria intera e una parte intera geografica di questo paese, che è genericamente inteso il sud. Sapete benissimo a chi mi sto riferendo, però visto che io voglio che voi mi ascoltiate in tanti stasera, persino più del solito, perché ve lo dico ragazzi, io sono veramente incazzato stasera, il giusto, alcune volte sono di più, alcune volte di meno. Stasera sono molto arrabbiato perché quello che ho visto per l'ennesima volta ieri sera, non in diretta perché non guardo Rete 4 quasi mai, Rete 4 è una alla 7 che non ce l'ha fatta, ma quasi sempre. Però poi ho visto il video di Vittorio Feltri, ospite di Mario Giordano, ne parlerò e non parlerò soltanto di quel video, perché vi metterò in fila alcune dichiarazioni scritte e orali di questo Littorio Ginger Ale Feltri. E poi voglio parlarvi anche di questa piazzata che ha fatto Giorgia Meloni ieri alla Camera. Non ne ho potuto parlare ieri sera in diretta perché ancora non aveva profferto ed espettorato tutto il suo scibile e il suo pensiero. Quindi stasera mi sentirete particolarmente caldo e incazzato su Feltri e su Meloni, però vi darò anche una bella notizia perché ha parlato un immunologo, Francesco Le Foche, ha parlato a Rai Radio 2 ai lunatici, che sono molto bravi con la trasmissione, e ha detto finalmente qualcosa che può indurci leggermente all'ottimismo per quanto riguarda la fase 2. Dico leggermente perché poi i dati oggi sì sono positivi, ma neanche tanto. Qual è la canzone che ho scelto per voi stasera? È una canzone di una band che io ho amato totalmente. A dire il vero, la canzone viene incisa nell'ultimo disco della band che anticipa quella che a me è piaciuta tanto, ovvero prima che nascano i CSI, band che io ho amato totalmente, i due fari dei CSI, Zamboni e Ferretti, avevano creato, come sapete meglio di me, i CCCP. L'ultimo disco dei CCCP è Epica, Etica, Etnica, Pathos. Esce nel 1990, di lì a poco la band si scioglie e genererà i CSI, Consorzio Suonatori Indipendenti. Dentro quel disco Epica, Etica, Etnica, Pathos c'era una canzone che a me piaceva, poi però i CSI la riprendono e la ritrasformano un po' dentro un concerto che, se non ricordo male, fu un concerto acustico che venne fatto per Video Music, quando peraltro Giovanni Lindo Ferretti era molto malato, stava combattendo con un tumore, e poi vinse lui perché Giovanni Lindo Ferretti è più forte anche del male. E a un certo punto lui cantò Io sto bene, poi si fece una pausa, disse è un eufemismo, e in effetti stava malissimo all'epoca. Dentro quel concerto, e io adoro e so tutto dei CSI perché li ho amati come poche band italiane, dentro quel live c'era una canzone che non fu inserita nel live di Video Music, ma fu inserita poi in una raccolta chiamata Noi non ci saremo volume 1. Quella canzone dei CCCP, ma trasformata secondo me in meglio dai CSI e ripresa nell'antologia Noi non ci saremo, è questa qua. Neanche vi dico il titolo, io la trovo una delle canzoni più belle che siano state scritte nella musica italiana. Noi ce l'ascoltiamo e poi a raffica su Vittorio Feltri e su Giorgia Meloni. Vai Giovanni! Siamo oltre, mentre non siamo oltre per niente con Vittorio Feltri, o meglio siamo oltre, ma di un oltre che io non avrei voluto vedere. Allora ragazzi, io veramente, quando prima, interrompendo il maestro, il Dalai Lindo Ferretti, dicevo a che serve questa cosa qua, io sono iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 1999.
ok? Non ho mai fatto l'esame da professionista perché me ne sono sempre sbattuto allegramente le palle. Do una notizia anche a coloro che vogliono diventare giornalisti, vi auguro ogni fortuna, sappiate che non c'è nessuna differenza tra il pubblicista e il professionista. Sono 20 anni che a me dicevano, anche quando avevo 25 anni, devi fare l'esame, devi fare il praticantato, non devi farti pagare, poi devi dare l'esame. Sì, si poteva fare, chi l'ha fatta avrà avuto una carriera straordinaria. Io ho fatto pubblicista, come vedete sono qua. Non serve a niente, il discrimine, la bravura e... aggiungo io l'onestà intellettuale e l'etica. E allora, amici miei dell'ordine dei giornalisti, e parlo con voi con profondo affetto perché vi voglio bene, so che la maggioranza stragrande di voi sono persone meravigliose a partire dal Presidente. Lo vogliamo far fuori civilmente, democraticamente, come piace a noi, dall'ordine dei giornalisti questo Vittorio Feltri? Ma basta! Ma basta! Ma non è possibile che anche l'ordine dei giornalisti accetti come se fosse una sorta di gioco, di ruolo, il fatto che ci sono delle trasmissioni televisive che invitano Vittorio Feltri come se fosse il vecchio scorreggione che tu trovi e metti davanti al focolare e comincia a sparare delle cazzate. E tutti ridono, hai visto che ha detto, Feltri, dai, dicene nate, e gli danno di gomito. Ma questo lo puoi fare al 7° bicchiere di vino in un'osteria, in una bettola, ma non in prima serata. Ma che roba è? E aggiungo anche ai tanti colleghi bravi che io conosco e che si guardano queste dirette, le compulsano e darebbero la vita per avermi ospite e mi telefonano e non ci vado perché per mia fortuna ho contratti anche con altri. Amici miei, e mi rivolgo a quelli bravi, quindi non alla 7 che non ce l'ha fatta, cioè a Rete 4, fatte salve alcune eccezioni. Ma mi riferisco per esempio anche a una mia cara amica, persona che conosco, che stimo e quando posso ci vado perché mi ci trovo bene, Mirta Merlino. Che lo chiami a fare Vittorio Feltri? Ma lascia che lo inviti Porro, lascia che lo inviti Giordano, e mi dispiace perché Giordano è anche bravo quando vuole esserlo, lascia che lo inviti Rete 4. Ma sarà mai possibile che una rete seria come la 7 e che un programma serio come L'Aria che Tira inviti Vittorio Feltri? Ma stiamo scherzando? Io avrei potuto forse accettarlo 20 anni fa, quando già fece scempio e strale della memoria straordinaria di Indro Montanelli e trasformò il giornale in una maniera per me allucinante, però portò anche dei grandi riscontri di vendite, quindi massimo rispetto. Si è sempre detto fino a qualche anno fa che Feltri era uno che prendeva i giornali a capezzale e li faceva vendere. Questo niente da dire, quando vuole bravo Vittorio Feltri, o per meglio dire, quando voleva, era molto bravo Vittorio Feltri, di una bravura che a me non piace, ma era bravo. Io mi ricordo quando telefonò Indro Montanelli durante un programma di Michele Santoro, c'erano Santoro accanto un giovanissimo Marco Travaglio, con dei capelloni, e Montanelli in 5 minuti demolì Feltri che se ne stava tutto così rannicchiato del tipo puttana della miseria accidenta quando sono uscito di casa questa sera quante ne sto prendendo. Ecco, per me Feltri è quello, ma nel frattempo è peggiorato. Ieri Feltri, ospite di una trasmissione comica, perché lo sa benissimo Mario Giordano che fa un programma comico e infatti ha successo per quello, perché lui è il primo a scherzare con se stesso. Chi prende sul serio la trasmissione di Mario Giordano è un bischero, perché il primo a scherzare su se stesso è Mario Giordano. Mario Giordano è un grande guitto, è un furbacchione, un ottimo giornalista anche lui quando vuole. Diciamo che nel suo programma, credo si chiami Fuori dal coro, si diverte a fare il cazzone, il bischero. Lo dico con affetto, cioè gli viene anche bene, sì, è una gran cacciara, un po' alla Funari 2.0, io preferisco Funari in quella veste, ma insomma, cosa ha detto questo grandissimo intellettuale di Vittorio Feltri? Ha detto sostanzialmente che il Sud è inferiore. E c'è poco da fare perché il Sud, eccolo qua, penso che al Sud sia ieri sera, prima serata, immagino che voi abbiate guardato Berlinguer, abbiate guardato Floris e prima ovviamente Lilli Gruber, però dopo c'è stato sto momento che poi ha circolato sui social e è diventato virale. Penso che al Sud siano inferiori, ha detto Vittorio Feltri, che sicuramente aveva, insomma, l'uomo che sussurrava i gin tonic. Tentano di risollevarsi ma non ci riescono, sono inferiori in Campania. Sono incazzati con me, sti cazzi che mi frega. Queste cose non le ha dette, a dire il vero, Fuori dal coro da Mario Giordano, ma le ha dette ospite della Zanzara, il programma che è condotto da David Parenzo e da quell'altro che si è lavato i capelli l'ultima volta nel 79, quel programma che va in onda su Radio 24. Però la stessa cosa più o meno l'aveva detta a Rete 4. I meridionali sono inferiori. Eccolo qua, sentiamo cosa ha detto in particolare. Adesso io sto cercando il virgolettato preciso. Credo che i meridionali in molti casi siano inferiori. E già la butta là così, perché in effetti poi lui non si capisce dall'alto di sto cazzo. Cosa parli? Dall'alto di che? Perché se poi il discrimine per decidere chi è superiore e inferiore è Feltri, allora sono tutti superiori. Perché se il metro di paragone è Vittorio Feltri, allora chiunque
non lo so, è Baudelaire, è Churchill, è Heidegger, non lo so, qualsiasi cosa, tutti sono superiori a Feltri, ma lui pontifica, sempre con questo tono, poi tra l'altro con questa voce rotta non si sa da cosa, probabilmente sono le corde vocali che si suicidano, mentre Feltri sta per espettorare qualche stronzata, tu vedi proprio le corde vocali che sono lì che dicono no, non le dire, però alla fine ce la fa perché ancora, per quanto non più giovanissimo, Feltri riesce a sconfiggere anche la ritrosia delle corde vocali. Non c'è neanche bisogno che Maurizio Crozzi, il mio caro amico Maurizio, lo imiti. Siamo oltre, Maurizio, te lo dico, imita qualcun altro. Siamo oltre, purtroppo siamo oltre. Ti batte perché Feltri che fa Feltri è superiore persino a te che sei bravissimo a fare Feltri. Credo che i meridionali in molti casi siano inferiori. Molta gente che è nutrita da un sentimento di invidia, rabbia nei nostri confronti, anche questo è straordinario, te lo immagini uno del sud, un napoletano, uno nato a Benevento che vede Feltri e dice quanto vorrei essere Feltri, quanto vorrei essere bello come te, quanto vorrei essere intelligente come te, quanto vorrei essere anche vestirmi bene come te. È proprio un'ambizione, uno nasce a Napoli, appena fa il primo vagito dice porca puttana fossi nato Feltri, perché tutti non vedo l'ora di essere Vittorio Feltri, soprattutto il Feltri attuale che è proprio uno che ci riconcilia con l'esistenza, tu l'ascolti e ti senti per contrasto la persona più bella, intelligente e sublime del mondo. Molta gente che è nutrita da un sentimento di invidia, rabbia nei nostri confronti perché subisce una sorta di complesso di inferiorità. Io non credo ai complessi di inferiorità, ma credo che i meridionali in molti casi siano inferiori, che è bellissimo. È bellissimo! E Giordano qui ha detto, vabbè, però qui me li fai arrabbiare un po'. Ha buttata così, solo scherzo. Ma sì, ridiamo. Abbiamo soltanto insultato tutto il Sud Italia, ma ridiamo di questo cazzo, ridiamo. Cosa ridi, Giordano? Cosa ridiamo noi in questo paese? Ci rendiamo conto che il giornalismo ha una valenza etica, morale, culturale enorme? A me non fa ridere. Mirta Merlino, non mi fanno ridere queste cose. Mi rivolgo a te perché sei intelligente, sei brava, e fai un bel programma, hai a volte degli ospiti che, per l'amor di Dio, io come fai a dialogare con gente come Jenny Migliore, La Russa e Maratin, lo sa solo il Dio, devi avere proprio un moto, non lo so, misericordioso e anche un po' martirizzante del giornalismo, perché potresti invitare persone più belle, ma al di là di questo sono battute, basta con l'invitare Feltri, basta! Lascia che lo inviti Porro, lascia che lo inviti Giordano, lascia che lo inviti Del Debbio, lascia che lo invitino quei programmi che vorrebbero essere la 7 e non lo sono, ma basta, lascia che lo inviti quel DJ di Radio 24 che si è lavato i capelli l'ultima volta quando c'era il governo Rumor, basta, e lo dico ancora ai giornalisti, all'ordine dei giornalisti, va fatto, dico giornalisticamente, fuori dall'ordine. Non serve a niente? Certo che non serve a niente, continuerà a sparare delle stronzate, lo so anch'io, ma date un segnale. Altrimenti è come se diceste a un ventenni, sì, iscriviti all'ordine dei giornalisti, ma tanto non serve a una sega, perché tanto se c'è Feltri ci possono star tutti. No, diamoglielo un senso etico. Io ho profondo rispetto per il Feltri che è stato, che sicuramente sarà stato non scevro, sentite come parlo alto, di punte auliche nel suo giornalismo meraviglioso, ma il Feltri attuale è la caricatura di se stesso, esattamente come quell'altro Vittorio è la caricatura di se stesso, infatti spesso vanno in coppia, frequenta gli stessi programmi televisivi e dicono le stesse cazzate, si chiamano tutti e due Vittorio oltretutto. Basta! Amico mio Carlo Verna, che è il presidente dell'Ordine dei giornalisti e che hai detto poche ore fa, il caso che riguarda l'iscritto Vittorio Feltri va molto oltre le competenze che la legge ha demandato ai consigli di disciplina territoriale. Il presidente dell'Ordine Lombardo mi ha rassicurato circa la trasmissione degli atti al giudice deontologico naturale relativi all'ennesima segnalazione, ma ritengo che i comportamenti di questo signore rischiano di travolgere l'immagine dell'intera categoria dei giornalisti italiani. Buongiorno Verna, ci sei arrivata anche te, meno male, bravo Carlo, Ale, ce l'abbiamo fatta. Piccolo particolare, sono mesi, sono anni che Feltri dice queste cose, sono mesi e sono anni, poi negli ultimi giorni ha proprio calato l'asso, sai, ogni giorno pum briscola, pum briscola, pum briscola, ogni giorno, meno male che ci siete arrivati anche voi, con una certa lentezza, da Duna, ve la ricordate la Fiat Duna quando andava in salita, che smarmitava un po', ecco diciamo la vostra velocità mi sembra un po' quella, dai su, Verna, ordine dei giornalisti, grinta su, un po' di Rolling Stones nel sangue, su, un po' di Led Zeppelin, no il volo, no Sfera e basta, un po' di Led Zeppelin, grinta, dai, Pink Floyd a manetta, non la robaccia, grinta. Perché quando poi Carlo Verna interrompe e chiude il suo intervento dicendo se Feltri ha perso prima la lucidità e poi la bussola, forse perché nella sua ossessione inconsciamente subisce l'idea che l'abbia inventata l'amalfitano Flavio Gioia, non saranno tollerate complicità. Non saranno tollerate, ma al momento avete fatto poco, amico mio. Io
Io mi scaldo, ragazzi, ripeto, non perché l'ordine dei giornalisti sia il monolite nero di Kubrick, ma perché c'è una logica nell'ordine dei giornalisti che è unicamente quella di saper discernere da chi fa giornalismo e chi non lo fa. Per me quello di Feltri non è giornalismo, al massimo è cabaret di bassissima lega, perché anche il cabaret, se voglio fare cabaret, vado su YouTube, prendo il primo che parla a caso e rido di più. Nel caso di Feltri sono insulti a tutto il Sud, sono cattiva informazione ed è disinformazione, e non è il primo caso. Ragazzi, non è il primo caso. Io mi sono appuntato alcune cose che ha scritto negli ultimi giorni Vittorio Feltri. E voglio anche dire che io sono totalmente con Maurizio De Giovanni, lo scrittore, e sono con il senatore e amico Sandro Ruotolo del Partito Democratico, che hanno conferito mandato all'avvocato professor Francesco Barra Caracciolo, o Caracciolo, scusami, mi scusi avvocato, di promuovere ogni azione giudiziaria sia in sede civile che penale, con riferimento alla legge Mancino numero 122 1993 che punisce le manifestazioni di odio anche verbale nei confronti delle persone, a tutela dei diritti fondamentali delle persone della Campania e del Meridione d'Italia, gravemente lesi dal giornalista Vittorio Feltri nel corso della trasmissione televisiva di Rete 4 del 21 aprile 2020, ieri, condotta da Mario Giordano, afferma in una nota Nicola Fratoianni. Saluto anche Nicola Fratoianni. Lo stesso Maurizio De Giovanni, vi chiedo di sentirla bene questo passaggio, dice, a proposito di quello che ha detto ieri, per l'ennesima volta, non è una novità, per l'ennesima volta il signor Vittorio Feltri, scrive Maurizio De Giovanni, grande scrittore, non è il fatto in sé, perché non si può impedire a qualcuno di suicidarsi professionalmente orinando su una carriera che ha avuto momenti di gloria rinunciando per sempre a quella minima credibilità che qualcuno ancora gli attribuiva. Perfetto. Non si può impedire a qualcuno di fare il pulcinella con la minuscola, per carità, la maschera ha ben altra dignità, prestandosi a una televisione spazzatura che è superata da decenni col conduttore che finge divertita indignazione di fronte alle scomposte esternazioni ampiamente concordate in precedenza che condivide pienamente senza il coraggio di esprimerle. Non so se le hanno concordate, di sicuro Mario Giordano non è che si sia dissociato particolarmente. Ma il passaggio finale che mi ha colpito positivamente di De Giovanni, perché scrive, non è questo il punto. Il punto è che questo preteso sentimento antisettentrionale che non esiste è immaginato a tavolino per distogliere l'attenzione da un clamoroso fallimento istituzionale che ha portato, pur potendo fruire della migliore sanità d'Europa e di nuovi fondi per centinaia di milioni di euro forniti dalle generose donazioni di un sistema economico ricchissimo, a quasi 13.000 morti, oltre a una strage di imprecisate entità nelle case di riposo, dove per età l'incontinente esternatore avrebbe potuto benissimo risiedere. Perfetto. Il punto è che è necessario che il cittadino e l'elettore lombardo non si chieda come sia potuto accadere, e non faccia 2 più 2 e se la prende invece col meridionale e con l'immigrato brutto, sporco e cattivo. Che vuol dire? Cosa dice Maurizio De Giovanni? Dice una cosa molto intelligente, e cioè Feltri, secondo De Giovanni, è una sorta di elemento del sistema che cerca di sviare l'attenzione dai disastri, sottolineo disastri politici della Lombardia in seno al Covid, per dare la colpa in maniera imprecisata al Sud, con un piccolo particolare, che laddove la regione Lombardia, con tutti gli alibi del caso, e con tutte le considerazioni sulla pandemia, sul caso di Codogno, sul focolaio, e quindi con tutti gli alibi, i poverini hanno avuto un focolaio che è esploso in ospedale, sono partiti con handicap, siamo d'accordo. Ma con tutti questi alibi, la Lombardia non ci ha cavato niente politicamente e sta continuando a sbagliare, che ne dicano Fontana e quell'altro Querulo e Garrulo Gallera. Mentre dall'altra parte i tanto bistrattati campani, presi in giro da tutti, quelli di De Magistris e quelli di De Luca, e sicuramente chi mi conosce, chi mi legge, chi mi segue da anni sa che io non ho esattamente il poster in camera del governatore sceriffo De Luca, se la son cavata da Dio. Quindi mi duole dirlo a Feltri, che ritiene che il Sud siano inferiori e che siano invidiosi di Feltri. Te lo immagini uno che è invidioso di Feltri? Mi viene da ridere come quando a me i renziani dicevano sei invidioso di Renzi. Ma col cazzo, ragazzi, se proprio deve essere invidioso, sono invidioso di Saramago, non di uno come Renzi. Secondo te uno di Napoli è invidioso di Feltri? Ma stiamo scherzando? Per quanto siano stati zimbellati, qual è, ragazzi, la verità? La verità è che, se io ammazzo veramente quelli che mi mandano i messaggi su WhatsApp mentre faccio le dirette, li fucilerò tutti. Qual è la verità? La verità è che il Sud si è comportato benissimo perché ha rispettato le regole, perché ha dato prova di credere in se stesso, di avere fiducia nello Stato e di rispettare lo Stato. Laddove al nord, a fronte di migliaia di persone straordinarie, medici, infermieri, volontari, quelli che hanno rischiato la vita, quelli che rispettano le regole, a fronte di tutto questo ci sono state persone che se ne sono sbattute e c'è stato un organo politico che ha completamente fallito. Al Sud invece hanno dato l'esempio. E mi dispiace dirlo, a me no, ma mi dispiace per Feltri, ma è andata così, stacce, Vittorio Feltri stacce, il tempo passa, l'alcol dopo un po' fa male e il Sud t'ha battuto 6-0-6-0, stacce.
Hanno vinto loro, hanno stravinto loro. Qualcuno glielo dica. Ci hai rotto i coglioni con queste esternazioni. Mi avete rotto il cazzo come spettatore nel vedere in televisione, in programmi che potrebbero ambire a molto di più, queste caricature di giornalismo. Basta! Ma avete rotto le palle. E non è successo soltanto adesso. Perché uno potrebbe dire, vabbè, ma ieri sera ha esternato ma non era prevedibile. Mica tanto. E lo dico con profondo rispetto per il Feltri che è stato. Ragazzi, io mi sono appuntato anche qui. Il Nord vuole riaprire per lavorare, non per suonare il mandolino. L'ha scritto pochi giorni fa su Libero chi? Vittorio Feltri. Tanto per dire. Ma ce n'è un'altra che mi ha fatto impazzire, questa mi fa impazzire. L'ha scritta ieri o ieri l'altro. Dopo 2 mesi di detenzioni, la detenzione, si capisce, la detenzione di che? La detenzione in galera, fenomeno, la detenzione, poi vorrei sapere quante cose dovresti fare per uscire di casa. La detenzione del governo, ci sta detenendo, siamo reclusi in casa, ma vedete di soffrire veramente invece di parlare di queste stronzate, siamo in guerra, reclusione di casa, ma andate a fanculo, si può tranquillamente vivere serenamente queste settimane perché bisogna fare così, punto, bisogna rispettare le regole perché non ci sono alternative, basta di fare propaganda a cazzo, porca di una miseria. Dopo 2 mesi di detenzioni, cosa mai successa a memoria di vivente, mi sembra normale, dice Vittorio Feltri, che i reclusi ne abbiano piene le scatole. I reclusi ne abbiano piene le scatole. Chissà quante cose dovranno fare questi reclusi. Chissà quante cose dovrebbe fare Feltri qualora potesse uscire. Ci abbiamo proprio l'ansia di sapere cosa potrebbe fare il nostro eroe Vittorio Feltri. Non tanto di stare barricati tra le mura domestiche, quanto di non poter lavorare e guadagnarsi il pane che inizia a scarseggiare. Senti che tono tragico, drammatico. Il nostro Vittorio Feltri che è vicino al povero. Si vede che proprio lui è uno vicinissimo al proletariato, c'ha proprio questo atteggiamento da Marx, proprio tu lo vedi, eccola Engels, proprio ti ricorda lui Bakunin e Feltri. Qui al nord in particolare la gente è impaziente, non riscuote più lo stipendio, i piccoli risparmi familiari si sono esauriti, questo purtroppo è vero, ovvio che punti a riprendere le proprie attività, questione di sopravvivenza, attenzione. Non si tratta di correre in strada a suonare il mandolino, bensì di tornare in fabbrica pur con tutte le protezioni che evitino nuovi contagi. E qui c'è il capolavoro. Per cui si rivolge al sud, dopo aver citato il mandolino così a caso, attenzione, manutengoli ingordi. Già se io trovo uno che nel 2020 si esprime con la dicitura manutengoli ingordi, lo inforco e lo inseguo col badile, col randello. Manutengoli ingordi, manutengolo. Il manutengolo è una parola che la utilizzava il Papini, Ippolito Nievo utilizzava la parola manutengolo, e non è una battuta, la utilizzava veramente il Nievo. Manutengolo significa, è una derivazione di tenere mano, manutengolo significa un po' il malvivente, il malfattore, quello che insomma c'ha qualcosa da nascondere. Manutengolo ingordo. Quelli del sud sono dei manutengoli ingordi. I manutengoli ingordi, attenzione a non tirare troppo la corda, poiché correte il pericolo di rompere il giochino che finora vi ha consentito di ciucciare tanti quattrini dalle nostre tasche di stancabili lavoratori. Il sud, i manutengoli ingordi del sud che ciucciano il denaro del povero Vittorio Feltri. Poverino Vittorio Feltri, i manutengoli ingordi, i manutengoli ingordi di Vittorio Feltri che gli rubano i soldi a questo emblema, questo cavaliere del lavoro che ci dà lezioni di etica, di lavoro. Noi senza di voi campiamo alla grande. Noi senza di voi, noi nord, dice Feltri, che senza di voi campiamo alla grande. Voi senza di noi andate a ramengo, me lo immagino, proprio un napoletano senza Feltri come cazzo fa a vivere senza Feltri? Come fa un napoletano, un molisano, un lucano, un pugliese, un calabrese, un siciliano? Come fanno a vivere senza Vittorio Feltri? Datevi una regolata, ce lo dice uno come lui, ci dà anche le minacce, datevi una regolata, avete visto in faccia Feltri, datevi una regolata, c'è la minaccia di Vittorio Feltri. Uno che può minacciare non so cosa, chi minaccia uno come Vittorio? Mi veniva una battutaccia che non faccio. Datevi una regolata o farete una brutta fine, virgola, peraltro meritata. Cioè questo l'ha detto ieri o ieri l'altro. Quello che ha detto ieri sera da Giordano non è una cosa buttata là, a caso. È una cosa che lui ripete da anni, perché ci sono dichiarazioni, non dico così gravi, ma simili, anche di qualche anno fa. Datevi una regolata o farete una brutta fine. Peraltro meritata. Ma stiamo scherzando. E tu mi inviti in televisione uno così. Ma che cazzo è diventato il giornalismo, ragazzi? Ma la televisione cosa è diventata? Insisto, fate che vada da Porro. Fate che vada da Giordano. Se proprio vuole mandatelo da Del Debbio, ma non in contesti alti, non in contesti che sono alti o che potrebbero essere ancora più alti. Quindi io insisto, ragazzi, ordine dei giornalisti, basta, non servirà a niente continuare a dire le sue sciocchezze, continuare a sbrodolare in qualsiasi contesto radiofonico e televisivo. Pazienza, intanto eliminiamolo,
pacatamente, rispettosamente, giuridicamente, garbatamente, democraticamente, come piace a noi e come piace a Gigi Marzullo, eliminiamolo dall'albo dell'ordine dei giornalisti, perché questo non è giornalismo, questo è vomitare merda, che è un'altra cosa. Ora, manutengolo, derivazione semidotta della locuzione tener mano, manutengolo. E questo nostro eroe, mentre siamo 64.000, vi voglio bene, condividetela ancora di più dovete condividerla di più, perché adesso chi arriva, amici miei, mentre io vi voglio un bene che non vi immaginate neanche, e faccio anche questo brindisi a voi perché siete meravigliosi, 64.000 alla faccia di chi ci vuol male, fatevi un applauso, condividete e gridate dentro di voi, Vittorio Feltri, grazie, fatelo per me. E condividete tutto, anche nella pagina di Libero, quanto rosicano. Ma adesso io vi parlo di colei che voleva 5 anni fa alla presidenza della Repubblica chi? Ginger Ale, Vittorio Feltri. Vi parlo di lei. E chi è? Ve lo dico dopo aver bevuto. È Giorgia Meloni. Perché ragazzi, voi siete convinti che sia una battuta? No, c'è stato nel 2015, quando... Prima che Matteo Renzi indovinasse sostanzialmente l'unica cosa buona che ha indovinato politicamente insieme alle leggi di tema etico, prima che appunto scegliesse, meno male, di puntare su Sergio Mattarella, ottimo capo dello Stato, la destra, che non vede l'ora di mettere e di far sedere al Quirinale un bel fascistone o comunque un bel omaccione di destra, nerboruto, virile, prestante, chi aveva proposto nel 2015? Aveva proposto Vittorio Feltri. C'è un'intervista che io ho messo su questa pagina e che voi potete trovare, potete guardare, un'intervista ripresa dall'Espresso, dal sito dell'Espresso, in cui Salvini parla e accanto c'è la Meloni e dicono sì, noi candidiamo Vittorio Feltri al Quirinale. Ma roba, no, come cazzo si fa? Mi viene da ridere. Noi candidiamo Vittorio Feltri al Quirinale e son seri mentre lo dicono e dicono anche lo candidiamo perché il centrodestra si può compattare attorno a Vittorio Feltri. Che culo! Cazzo, già siete messi male che siete di centrodestra, poi vi compattate pure attorno a Vittorio Feltri. Ma che idea meravigliosa! Poi chi chiamiamo? Il Porro Asciugamano, il Canaro e il Merda. Facciamo un bel quartetto, eh? I consoli facciamo. Cioè, ma stiamo scherzando. Ecco, questa Meloni e Salvini volevano nel 2015 Vittorio Feltri al Quirinale. Non solo, fra 2 anni si rivota. Capo dello Stato, intendo dire, nel 2022. Si può andare a votare prima? Non lo so, spero di no per quanto mi riguarda. Comunque nel 2022, con questo Parlamento, con quello che sarà, spero di no, si voterà il Capo dello Stato. Se fossimo andati a votare dopo il papete, come chiedeva per esempio Maria Antonietta Aprile o come chiedeva quell'altro fenomeno che scrive sull'Huffington Post e altri pseudo-fenomeni di sinistra, se fossimo andati a voto subito dopo la crisi del papete, avremmo adesso un Parlamento di destra, con una maggioranza bulgara che potrebbe riscrivere la Costituzione come vuole, e quella maggioranza lì, quel Parlamento lì con maggioranza bulgara destrorsa, voterebbe il Capo dello Stato. Quindi avremmo nel 2022 un simil Feltri o lo stesso Feltri al Quirinale. Ci rendiamo conto che rischi stiamo correndo? Ci rendiamo conto che destra abbiamo? E perché parlo di destra e di Salvini, ma soprattutto dell'altra Giorgia Meloni? Perché io ieri Giorgia Meloni me la sono vista tardi, perché Giorgia Meloni... Che c'ho qui? Una spada? Perché mi fa male questa cosa? Corro troppo. Giorgia Meloni ieri ha fatto un intervento alla Camera mentre io stavo facendo questa mia diretta, quindi è stata anche maleducata perché non si fanno gli interventi alla Camera mentre parla Scanzi. Prima parla Scanzi, anche Conte, ci avete mai fatto caso? Conte che parla in contemporanea con me? Non lo fa, perché Conte mi chiama prima e mi dice Andrea, posso fare un intervento, una conferenza stampa? Penserei di farla alle 21:15. Io gli dico, Giuseppe, sì, però falla alle 21:30 perché c'è la mia compagna, prima si mangia, ci dai il tempo di un bicchiere di vino in più e poi ti si guarda. E lui dice ok, 21:30, è per quello che lui spesso fa le dirette tardi, perché ci parla con me. La Meloni no, fa le dirette, gli interventi alla Camera in contemporanea con me, e questo è sgradevole, è maleducato. Cosa ha detto la Meloni ieri sera in questo suo intervento vibrante e ficcante con queste corde vocali sguaiate, questa ringa un po' da pesciarola giovane? Lo dico con tutto affetto per le Pesciaroli e anche per Giorgia Meloni, che, insisto, per me è di gran lunga la politica migliore che c'è nel centrodestra. Voi direte ci vuole poco, è possibile, ma sicuramente la migliore quando vuole. Qual è il problema di Giorgia Meloni? E gliel'ho detto anche personalmente, non è che mi vergogno, vedrà subito questo video, se non lo sta guardando in diretta, pazienza, ci rimarrà male, ma sopravvivrà come io sopravvivo se per lei parla male di me. La dialettica è fatta anche così. Il problema di Giorgia Meloni è che lei poteva distaccarsi dall'exemplum salviniano.
Cioè nel momento storico più difficile, dal secondo dopoguerra in poi, lei poteva dire io sono diversa da Salvini. Salvini lo lascio sbraitare, lo lascio urlare, lo lascio straparlare di tutto, mentre io cerco di avere un tono istituzionale. Ha retto 5-10 giorni, poi è come se le fosse uscito dentro quell'anima nera intesa come ex fascista, quell'anima un po' deborgata, e a quel punto ha esondato la Meloni con i risultati che abbiamo tutti davanti e che ieri sono esplosi, perché veramente mi sembrava di sentire una pesciarola destrorsa che straparla, urla, grida a caso, e quando ha finito l'intervento mi sono detto, no, mamma mia, che troiaio, ma che troiaio da un punto di vista contenutistico e anche dialettico, perché lo dico serenamente, con affetto nei confronti di una persona che conosco un po' personalmente ed è anche una bravissima persona e non sono per niente ironico. Diciamo che ieri sera non poteva sbagliare più di quanto abbia sbagliato, un disastro proprio, un disastro fonetico, un disastro verbale, un disastro di dizione, un disastro retorico e un disastro nei contenuti. Quando la Meloni è arrivata a dire che in questa fase storica Conte pensa soltanto alle poltrone, l'ha fatto il battutone, a forza di frequentare Xi Jinping si è forse convinto di avere gli stessi poteri. Beh ragazzi, lì bisognava che il Parlamento tutto dice, vabbè scusa, Giorgia, guarda, va tutto bene l'opposizione, però non ci prendere per il culo. Perché una che dice una frase del genere, cioè alzi bandiera bianca o se preferite nera in rispetto di La Russa e della Meloni e dici basta, no, scusa, così è troppo. Cioè, ho capito la dialettica, il gioco dei ruoli, però così è troppo, dai su. Cioè, una di destra, leader di Fratelli di La Russa, che accusa uno come Conte di voler somigliare a Xi Jinping. Ma stiamo scherzando? E allora io mi sono appuntato alcune cose che vi voglio ripetere stasera, oltre ad averle scritte, ma non sono tutte quelle che ho scritto, per elencare quello che non mi ha convinto. E devo dire, esprimo anche la mia solidarietà a quei 5-6 quasi giornalisti e quasi giornaliste che su Twitter soprattutto, che ormai è diventata veramente il social più brutto dai tempi del Pleistocene, hanno detto quanto è stato bravo, quanto è stata brava la Meloni. E non si può dire che la Meloni non gliele abbia date a Conte. Direi che la Meloni ha asfaltato Conte. Ma che cazzo di programmi guardavate? E soprattutto l'onestà intellettuale dove l'avete lasciata, ragazzi? Nel fustino del TIDE, del Dixan. Questo sarebbe stato un grande intervento, quello della Meloni. A cosa siete abituati? Che idea avete della politica se vi accontentate di una che urla a caso 3 o 4 provocazioni buttate là e fa 2 battute che non avrebbe fatto neanche Martufello al bagaglino? Ma stiamo scherzando? Allora, cosa ha detto la Meloni e perché non mi convince? Intanto, io ho la sensazione che più fa così la Meloni, più rischia di diventare una Boschi di destra. E poiché secondo me nella Boschi politicamente non c'era nessun tipo di stilla di talento, laddove ci potrebbe essere, in passato c'è stato, in Giorgia Meloni, io consiglierei a donna Giorgia di ritrovare un po' la bussola, perché avere un futuro come Boschi di destra non mi sembra un gran successo. Poi, insisto, una leader di un partito ex fascista, in alcuni casi devo purtroppo togliere l'ex, un nome a caso La Russa, che accusa Conte, no, se avessi accusato, non so, diciamo un provocatore nato come Di Battista, sarebbe stato eccessivo, però accusi Conte di voler somigliare a Xi Jinping, cioè di regime dittatoriale o di rischio di deriva autoritaria, sarebbe come se Senaldi accusasse un altro di dire troppe cazzate. No, Senaldi non lo può dire, lo posso dire io, lo potete dire voi. Senaldi no. Te lo immagini Facci che dice ti pettini male? Ma vaffanculo, pensa per te. Ecco, qui è uguale. C'è la Meloni che accusa uno di rischio di regime autoritario, zitta, pensa al tuo partito, poi si discute. Casomai. Rapporto con l'Europa di Conte e la Meloni pontifica sul rapporto con l'Europa. Oh, donna Giorgia, anzi, ma tu sei la stessa, o forse mi confondo io, sei la stessa che, se non ricordo male, posso sbagliare, ma tu sei la stessa che faceva le foto con i sovranisti, xenofobi, olandesi, e che va a braccetto o vorrebbe andare a braccetto con Orbán, cioè con quelli che quando si tratta di aiutare noi poveri sfigati italiani marcano visita e dicono io l'Italia, per l'amor di Dio, figurati se io mi accollo parte del debito di quei minchioni degli italiani, perché questo dicono i sovranisti a voi amici, a voi cari olandesi, o il caro democratico Orbán a proposito del regime dittatoriale. Uno che somiglia a Xi Jinping è Conte o è quell'Orbán che tu sistematicamente difendi e del quale hai detto ma sì, tutto sommato lui è stato eletto democraticamente, il Parlamento gli ha dato i pieni poteri democraticamente. Anche il Duce cominciò così, era comunque dittatura.
Se vuoi te la insegno un po' di storia, ma non ne hai bisogno perché sei intelligente e la storia la conosci. Allora non ci prendiamo per il culo, perché tu di Europa non puoi parlare. Anche perché sei alleata con uno, Salvini, che non più tardi di una settimana fa, anche meno, quando si è trattato di votare gli Eurobond per i quali tu meritoriamente hai votato a favore, ha votato contro. Quindi, finché ti fai accompagnare da gente come gli olandesi, come Orbán, o in Italia, da Berlusconi e Salvini, che hanno votato entrambi contro gli Eurobond, e Berlusconi vorrebbe pure il MES, tu non sei credibile in ottica europea. Mi dispiace, ma non sei credibile. Poi, prima di pontificare sulla democrazia, sul fatto che Giuseppe Conte parla troppo, parla poco, non accetta le domande, fa le conferenze stampa trasformandole in dei comizi, amica mia, Giorgia Meloni, donna Giorgia, me lo fai un regalo e un favore? Mi rispondi veramente a proposito dell'inchiesta meritoria che ha fatto 2 sere fa Report? Perché io su Report 2 sere fa, su Rai 3, ho visto delle cose appena inquietanti sui rapporti, secondo Report, che ci sarebbero tra Lega e Fratelli di La Russa e quell'ultraconservatorismo anti-bergogliano pessimo, che un po' mi hanno inquietato. Quindi, tra un ritaglio di tempo e l'altro, tra un'urlata e l'altra, tra una pesciarolata e l'altra, ce la dai qualche risposta credibile, pertinente e senziente sull'inchiesta di Report? Di Grazia, o chiedo troppo, o sono troppo provocatore se faccio questa domanda, o sono troppo di sinistra. Perché è importante dare delle risposte, visto che pontifichi su altri. Dai le risposte su di te. Dici se era vero o non era vero quello che ha sostenuto un'inchiesta di Report. Faccelo sapere. Domani a quest'ora, dopodomani ce lo dici? Dacci un orario, ti si ascolta. Poi, altra cosa che voglio dire. Prima di cianciare di Conte, dei comportamenti altrui, Meloni, magari fai un bel repulisti dentro il partito Fratelli della Russa di tutti quelli da nord a sud che ogni tanto vengono pizzicati per qualche reato non proprio straordinario. Fai un bel repulisti, Fai un bel repulisti, perché sai, mandare in televisione soltanto La Russa e Santanchè lascia intendere al lettore e all'elettore che i meglio sono quelli. Quelli dopo figuriamoci. Io non credo che sia così, anche perché se il peggio della Santanchè è una forma non lo so, dello scibile umano che, da un punto di vista politico, per l'amor di Dio, che mi sfugge, ma può darsi che sia così. Però visto che ogni tanto, direi anche abbastanza spesso, qualche inchiestina, tic, vi pizzica qualcuno di voi di Fratelli della Russa, ecco, magari facciamoli fuori. Poi si pontifica su Conte, sui 5 Stelle, sul Partito Democratico, sull'EU. Prima però facciamo un bel partito, serio, post-fascista, pieno di persone totalmente intonse, smettiamo di prendere i capibastone, smettiamo di prendere quelli che ci portano i voti, ma chissà che hanno fatto fino all'altro giorno, e allora diventi credibile partito Fratelli della Russa. E magari, emancipati, amica mia, donna Giorgia, una volta per tutte da Berlusconi, perché sono tanti anni che te lo dico anche in televisione, com'è che stai sempre attaccata al bavero di Berlusconi? Com'è che sono passati quanto? 9 anni da quando facevi il ministro della gioventù in quel governo che accettò e che sdoganò per poi essere approvato da Monti, ma sdoganò il MES nel 2011, eri ministro. Eri la stessa che rideva le barzellette pessime di Berlusconi. Sono passati 9 anni. Dai, su, decidiamolo sto cordone ombelicale con Silvio Berlusconi. Mi vuoi dire che la destra nel 2020, che hai in mente tu e quell'altro fenomeno, non può prescindere da Silvio Berlusconi e da quel che resta di Forza Italia? Dai, facciamolo sto piccolo sforzo. Facciamolo così tanto per dire. E magari facci anche capire dov'è che sei d'accordo e dov'è che sei in disaccordo nei confronti di Matteo Salvini. Perché anche questo giocare al poliziotto buono e al poliziotto cattivo, dopo un po' rompe le scatole. Cerchiamo di capire se hai un'idea di destra convergente a quella di Salvini, complementare a quella di Salvini, identica a quella di Salvini, perché sono cose che vogliamo sapere. E un'ultima cosa ti vorrei dire, ringraziandoti per lo spettacolo straordinario che peraltro sta esaltando non solo qualche fenomeno che ormai vive soltanto su Twitter e fa finta di fare il giornalista o in televisione o sui giornali, ma massima misericordia nei loro confronti. Mi guardo bene dal fare i nomi perché non li voglio nobilitare con la mia citazione. Però vorrei anche dirti, e poi vi dico una cosa bella finalmente in questa diretta e poi ci salutiamo, anche perché non voglio assolutamente rubare tempo al buon Peter Gomez, ma c'ho ancora 2 o 3 minuti che vi piaceranno. Voglio anche dirti, a te, alla Russa, alla Santanchè, che noi fra 3 giorni, il 25 aprile, lo festeggiamo lo stesso. Io lo so che per voi è un dolore grosso, mannaggia, anche oggi, anche quest'anno c'è il 25 aprile, puttana della misera, non è saltato. Bisognerebbe che per voi fare l'aprile che va al 24 e poi direttamente al 26. No. E nonostante ci sia la pandemia,
sappi che noi lo festeggeremo comunque il 25 aprile. Io nel mio piccolo farò una diretta tutta sul 25 aprile, poi ci saranno tanti streaming, compreso quello del mio carissimo amico Carlin Petrini, ci saranno centinaia di migliaia di persone. Perché? Perché il 25 aprile è la festa più bella che abbiamo, perché è la festa attraverso la quale ci siamo liberati da quella merda del nazifascismo, ma più fascismo che nazi, perché noi avevamo il fascismo, poi è arrivata anche quella merda del nazismo per colpa dei fascisti. Anche questo ci ha regalato quella puttanata merdosa del fascismo. Merdosa, sottolineo, ribadisco, totalmente ribadisco, consapevole di quello che dico. Ci siamo liberati di entrambi, ma soprattutto ci siamo liberati del fascismo. E quindi quando arriva il 25 aprile noi siamo contenti. Siamo contenti e al tempo stesso siamo commossi perché brindiamo alla memoria di quelle persone che hanno dato la vita per la libertà nostra e anche tua, e purtroppo anche di gente come la Russia. Quindi stacce, amica mia Giorgia Meloni, stacce, anzi l'altro neanche lo nomino perché la Russia me ne sbatto le palle. Questo ci tenevo a dirvi, ma vi voglio dire un'altra cosa importante, ringraziandovi del fatto che siamo veramente stati a un passo da 70.000, che è una roba allucinante, insomma la seconda miglior prova di queste dirette. L'ultima cosa che voglio dirvi, ragazzi, sapete qual è? È questa. È bella, è bella. Sull'Huffington Post è uscito un articolo che a me ha aperto un po' il cuore. Il virus tende a spegnersi da solo, il ritorno alla vita normale non è così lontano. Chi lo ha detto? L'immunologo Francesco Le Foche, ai microfoni di Radio 2. Il vaccino? Punterei sulla sanità sul territorio, se preso in tempo il coronavirus non fa gravi danni. Ora è vero che tutti i virologi, gli immunologi, gli infettivologi hanno delle teorie, però diciamo che non è sicuramente l'ultimo arrivato questo bravo Francesco Le Foche, che è molto spesso in televisione, è stato ospite sia di La 7 sia di Domenica In, e lui ha detto, ve lo cito perché è importante fare la citazione, quello che dico io chi se ne frega: un ritorno alla vita più o meno normale non è che da considerarsi così lontano, dobbiamo attendere le prossime 2 settimane. Se le cose continuano in questo modo, entro le prime 2 settimane di maggio potremo uscire e riorganizzare la nostra società. Se questo virus si comporterà come dovrebbe, come la storia del coronavirus ci fa pensare, potremo tornare alla nostra vita sociale. Non credo che dovremmo restringere molto la nostra libertà e la nostra autonomia sociale. Magari, speriamo. E poi, non credo alle vacanze estive fatte fuori dall'Italia, ma credo che in Italia potremo andare in vacanza. E poi aggiunge, non credo sia così indispensabile tra un anno e mezzo questo vaccino, poi qualora ci fosse questa opportunità, ben venga. Solo le vaccinazioni riescono a far scomparire del tutto i virus dalla faccia della Terra. Però, se questo virus si comporta come la SARS, è destinato a scomparire. Essendo questo un coronavirus per l'80% identico a quello della SARS, dovrebbe aver avuto una fase pandemica che adesso si sta spegnendo. Sono ottimista e il mio ottimismo è basato sulla scienza. E infine, questo virus, dice Francesco Le Foche, come gli altri coronavirus che abbiamo già conosciuto in passato, tende a spegnersi da solo. È così. È risaputo nell'ambito scientifico che i coronavirus tendono a dare delle pandemie e poi piano piano tendono a spegnersi, soprattutto quando c'è una riduzione della loro entropia sociale. Grazie al lockdown, questo virus non potendo contagiare il lockdown che critica quel fenomeno di Feltri. Grazie al lockdown, questo virus non potendo contagiare le persone che sono chiuse in casa, piano piano non ha più la carica di diffondersi, e quindi tende ad autospegnersi, a vivere una sorta di morte programmata. Speriamo che questo avvenga rapidamente e sembrerebbe che i primi caldi possano essere d'aiuto. Questo virus ci ha permesso di rivalutare meglio questo aspetto, cioè la salute pubblica sul territorio, ora c'è un rinascimento della sanità pubblica, si acquisiranno di nuovo delle valutazioni che avevamo un po' perso. Tagli alla sanità e riduzione di personale e fondi hanno indotto a ridurre anche la medicina del territorio, ora lo sappiamo. Riorganizzeremo la medicina del territorio perché questo, lo ripeto, è un virus che non deve arrivare in ospedale. Sono belle parole di una persona che sicuramente ne capisce più di me, ci vuol poco, ma credo anche di molti tromboni che straparlano in televisione. È vero che ce ne sono altri che ci dicono che ci dovremmo convivere per anni. Diciamo che io, visto che già vi ho rattristato con le parole deliranti e colpevoli di Vittorio Feltri, colpevoli, fuori dall'ordine dei giornalisti, fuori subito Vittorio Feltri, fuori Carlo Verna, ricordatelo, Presidente, fuori subito, e visto che vi ho rattristato con l'intervento per me sguaiato a volerle bene di Giorgia Meloni, volevo tirarvi su con questa ultima notizia. Sono le 19:48, io vi ringrazio, vi abbraccio, mi stanno arrivando gli screenshot della mia compagna che non vedo l'ora di rivedere, mi sta mandando credo i record della diretta di stasera, ti voglio bene piccola. Noi ci vediamo domani alle 19 dalla pagina del Fatto Quotidiano, sempre alle 19 ma il giovedì, ogni giovedì dalla pagina del Fatto Quotidiano, quindi collegatevi dalla pagina del Fatto Quotidiano, poi la ricondivido subito qui, ma non vi arriveranno le notifiche, quindi ricordatevi, alle 19 ci sarò
dalla pagina del Fatto Quotidiano. Se volete ci sarò anche alle 17 su Instagram per una diretta sul vino, insieme a un bravissimo produttore, non solo produttore, che si chiama Roberto Cipresso. Diciamo che da ora in poi su Instagram, oltre a pubblicare queste dirette, mi divertirò a fare delle dirette che non c'entrano nulla, quindi parlerò di musica, parlerò di vino, parlerò di cinema con tanti amici che ho in questi mondi. Però ecco, ci vediamo alle 5 e poi alle 19, ma adesso 19:49, tra 4 minuti, arriva il grandissimo Peter Gomez sul 9 a Sonore 20 e tutti noi ce lo guardiamo. Vi voglio bene, dai, i feltri fuori dall'ordine dei giornalisti.